romanzi di fantascienza alla realtà sul rapporto fra l'uomo e la macchina a Napoli, l'etica robotica vista da europei e americani. Il servizio di Nicola Muccillo. L'utilizzo sempre più diffuso delle tecnologie robotiche impone alla scienza una partecipazione etica che guidi le applicazioni di queste macchine a fianco dell'uomo. Su questi temi un confronto di esperienze e di idee tra ricercatori europei ed americani è stato promosso dalla Università di Napoli Federico II. Negli anni 50-60 uno scienziato, ricercatore e scrittore, Isaac Asimov, stabilì la prima legge del rapporto dell'uomo con il robot, sostanzialmente un principio dove l'umanesimo pervadeva questa centralità dell'uomo rispetto alle macchine. Oggi che cosa divide ancora gli Stati Uniti dagli europei? In Europa tradizionalmente la ricerca in robotica ha avuto sempre un occhio particolare riguardo al rispetto di questa dipendenza, di questa gerarchia tra l'uomo e la macchina. Negli Stati Uniti l'approccio di ricerca in questo settore è fortemente guidato dalle applicazioni spaziali e dalle applicazioni militari. La biologia si è trovata divisa, almeno in Italia, su una scelta etica importante, le staminali. E potrebbe succedere una cosa analoga, trovare la scienza nazionale divisa sugli aspetti etici legati all'applicazione robotica? Io credo che forse qui le implicazioni ideologiche sono meno forti e tuttavia il problema del rapporto tra l'umano e il non umano è la nuova frontiera nella quale poi anche logiche di mercato che vorranno introdurre fortemente queste nuove tecniche e questi nuovi strumenti avranno a che fare con la difesa della persona.